Buonasera da Asiago con Renzo Rigoni alla parte tecnica. Siamo all'incontro attesissimo, l'aperitivo con l'autore insieme a Sigfrido Ranucci, al centro di una vicenda che sta caratterizzando l'estate, l'attentato dello scorso mese di ottobre, poi le vicende del faccendiere, suo amico Walter Lavitola, arrestato lo scorso 10 di agosto. Tantissime persone, come vedete, 380 all'interno e almeno altrettante anche all'esterno per seguire questo incontro. Abbiamo raccolto alcune voci proprio tra i cittadini. Lui ha detto che non può dire niente perché la RAI glielo proibisce, ma io penso che lui cosa può farci lui? Cioè, questa mi sembra tutta una macchinazione operata da qualcuno. Direi che lui proprio è lì che subisce e basta. Il giornalista d'inchiesta deve molto stare attento a salvaguardare la sua credibilità. E con certe amicizie vengono dubbi. Secondo me lui non ha nessuna colpa, però per carità è tutto da dimostrare. Sono curioso di vedere con che faccia si presenta. Cosa si aspetta? Non lo so, lo considero uno contraddittorio. Perché? Perché non mi faccia dire, ma uno che ha fatto il censore fino adesso e adesso si trova nei panni del censurabile quantomeno. Stanno ancora discutendo adesso, no? Cioè sì, starò a vedere. Diciamo che quantomeno non sa scegliersi gli amici, ecco. Sono anche molto appassionato per una persona preparato, intelligente, volevo anche capire direttamente questa persona che mi pare adesso molto discussa. Sigfrido Ranucci è svicolato all'interno del teatro Mille Pini di Asiago, appena arrivato accompagnato dalla scorta. Cercheremo poi alla fine dell'incontro di raccogliere qualche sua battuta. Abbiamo incrociato un asiaghese d'adozione che è un altro giornalista importante del panorama italiano, Corrado Augias, che qui di solito passa l'estate. Proprio a lui abbiamo chiesto un parere su questa vicenda. Poi linea allo studio. Credo che Ranucci in sostanza sia una vittima di che? Di una serie di circostanze, di essersi fidato troppo di un personaggio non commendevole, di avere contato eccessivamente sulla sua popolarità, quasi che fosse uno scudo. La mia idea è che è stato un po' ingenuo, che doveva, proprio perché è un grande giornalista investigativo, doveva mantenere una maggiore distanza dai protagonisti e dai fatti. Lui adesso deve resistere, perché ovviamente l'affare da professionale giornalistico si è trasformato in un affare politico e lì sono intervenute delle forze che vanno tenute un po' alla larga. Il giornalista come figura continua a dare fastidio? Molto, perché quella era una trasmissione, l'unica trasmissione investigativa dal punto di vista giornalistico di punta che avesse la RAI e che spero continui ad avere.